Agli ordini della signora Carina Susanna Vitulano della sezione di Firenze, argentina di Buenos Aires, arbitro internazionale. Nel suo palmarès la direzione della finale al Parco dei Principi di Parigi tra Paris Saint-Germain e Bayern di Monaco, chiaramente al femminile, ha preso il via Rieti Budone, gara valida per la 15ª giornata di campionato. A confronto due moduli perfettamente uguali messi in campo dai due tecnici, Carmine Parlato Rieti e Raffaele Cervone Budoni, ambedue amanti del 4-3-1-2. Al primo giro di lancette da registrare un calcio di punizione di Scotto, alto sulla traversa. Risponde il Budoni al 10° con una bella azione terminata con un tiro di Pusceddu, parato da Scaramuzzino. Ancora un'azione sarda al 15° con un cross della destra del centravanti Sartor, parato dal numero 1 Amaranto Celeste. Sostituzione forzata in casa Rieti al 21°, esce Stefano Scardala, infortunato, al suo posto con il numero 23 Matteo Dionisi. Un minuto dopo, cross perfetto dalla destra di Luciani, colpo di testa di Scotto fuori di poco. Bella azione del Budoni al 36° che in qualche modo fa aleggiare pericoli in casa Amaranto Celeste. Infatti arriva il vantaggio dei sardi al 45°, a siglarlo Emanuele Odianose, che di piatto di destro trova l'angolino sinistro dove Scaramuzzino non può arrivare, portando così in vantaggio la squadra di mister Cerbone. Con le immagini di Claudio Feliciange passiamo alla ripresa e al quinto Rieti pareggia. L'argentino Mattias Cuffa di testa raccoglie un perfetto calcio di punizione di Luigi Scotto, ancora una volta tra i migliori dell'Amaranto Celeste, e segna il giusto pari, meritando gli applausi dell'infreddolito pubblico dello Scovigno. 4 minuti dopo ancora un'azione di Rieti firmata Luigi Scotto. Mister Parlato cambia, al 19° dentro Graziano, una punta per il centrocampista Francesco Giunta. La pressione del Rieti trova i suoi frutti alla mezz'ora, atterrato l'incontenibile Scotto, rigore nettissimo che Francesco Marchegiani non sbaglia, siglando la sua 14ª rete stagionale. Al 38° ancora pericolosissimo il Rieti con Marchegiani, che sfiora di pochissimo quella che per lui sarebbe stata la giusta doppietta. Un minuto dopo super gol è di Luigi Scotto, che con un pallonetto da circa 30 metri supera il portiere Trini, pescato fuori dai pali. C'è ancora tempo per un cartellino, sbandierato da Luigi Scotto al 43° per una evitabilissima trattenuta. Non succede più nulla e dopo 6 minuti di recupero la signora Carina Vitulano, come detto ma non avevamo dubbi, ottima direttore di gara, fischia la fine di una partita giocata da Rieti davvero d'orgoglio e vinta in rimonta, che in virtù della concomitante sconfitta dell'Atletico in casa dell'Albalonga ora a quota 39, punteggio da record, con un +6 di vantaggio proprio sui tirrenici della SFF Atletico. È una squadra che viaggia a 3 gol a partita, è chiaro che alla fine alla lunga devi concedere qualcosa. Poi se sei fuori casa mangi ragione. Noi abbiamo fatto bene, come abbiamo fatto a Fregene, come abbiamo fatto con l'Albalonga, come abbiamo fatto a Trastevere, però ci manca sempre qualcosa e questo qualcosa è inutile nasconderci, bisogna andare a trovarlo perché così non va bene, perché è un delitto fare un primo tempo in questo modo, con questa personalità, venire a Rieti, giocare con 3 attaccanti, con una linea 3 dietro, alta a centrocampo, costringere gli avversari a fare i lanci lunghi, dopodiché entrare il secondo tempo in campo, rimettere l'avversario in gara, già non gli serviva, però voglio dire in quel momento, in quel frangente, attraverso dei calci piazzati che poi fanno la differenza, perché noi abbiamo preso il primo gol sul calcio piazzato e il secondo gol sul calcio piazzato, perché fino a quel momento loro avevano fatto fatica a trovare la porta. Eravamo stati bravi, però bisogna essere bravi nei 95 minuti, non basta 45 minuti, è chiaro che dopo paghi, però onestamente non so quante squadre sono venute qua a giocarsela, noi eravamo comunque in emergenza e poi la verità è che durante la gara già ci mancava il centrale difensivo capitano, poi si è infortunato l'altro centrale e poi si è infortunato anche l'altro che è entrato al posto suo, di conseguenza in una linea difensiva abbiamo iniziato un po' a pagare Dazio e loro devo dire che hanno una qualità immensa lì davanti e non è che ve lo devo dire io, è chiaro che poi una volta sbloccato il risultato sul 2-1 la partita non è più esistita. Perché... Ma allora, innanzitutto devo fare i complimenti ai ragazzi perché comunque abbiamo battuto una squadra che da quello che avevo visto in settimana li avevo avvisati di una squadra molto compatta, una squadra molto tosta sotto l'aspetto anche fisico, sia a livello proprio fisico che a livello proprio anche di gamba. E credo che ci siano stati dei momenti dove
I primi 45 minuti, gli ultimi 20-25 metri, avevamo fretta nell'andare a finalizzare, si sbagliavano troppi passaggi nella finalizzazione oppure nel passaggio per mandare in porta ai ragazzi. Anche se l'aspetto tattico comunque c'erano un po' di difficoltà nella tre quarti di campo nostra. E come succede nel calcio, al minimo errore vieni punito. Noi abbiamo fatto un errore su un fallo laterale, mi auguravo che comunque di errori ce ne fossero stati pochi, oppure farli gli errori ma non ai fini del risultato. Siamo andati sotto, una leggera chiacchierata dentro lo spogliatoio, una modifica tattica nell'allargare Scotto e Giunta, nell'alzare Tirelli e Luciani e di giocare velocemente sugli esterni, perché loro erano molto bravi ad attaccare tutti assieme e a difendere tutti assieme, spazio non ce n'era. E una volta fatto l'1-1 io credo che la squadra abbia trovato di nuovo quelle geometrie, quella velocità di passaggio, e manca a farla apposta: quando la testa è positiva anche il piede migliora.